Va ora in onda Attenti a quei due, che forse per molti è la più dolorosa. Questa è la riforma pensionistica con questi principi. E poi ci sono i vincoli finanziari. E i vincoli finanziari oggi sono severissimi. Allora, nessuna riforma pensionistica dà nell'anno successivo alla sua introduzione o nell'anno della sua introduzione risparmi, perché il sistema pensionistico è un meccanismo lungo tra le generazioni. E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un secondo. Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Posso interpretare il sacrificio così efficacemente trasmesso dal ministro Fornero? Allora, benvenuti attenti a quei due. Oggi una versione un po' particolare, perché oggi io, Zaffarano Federico, in compagnia di Andrea Dondè, andiamo ad analizzare un po' quello che è successo oggi. Non ci sono i due soliti conduttori, l'Andrea Villa e Alessandro Branduardi, perché sono due vecchietti, sono due accecati, però li salutiamo lo stesso, dai, poverini. Ciao Andre, ciao Brandu, promettiamo di difendere bene Attenti a quei due. Allora Andre, noi oggi ci troviamo a dover commentare qualcosa che è un po' fuori dal comune, ecco. È un po' fuori dal comune, è un po' fuori dalla democrazia, direi. Infatti poche ore fa la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum per l'abrogazione della legge Fornero. Pochi istanti fa stiamo ascoltando il famoso video dove la Elsa piangeva. Sì. Vabbè, cosa dire? Cosa dire, Andre? Beh, se ci doveva mancare l'ultimo atto per dare la prova di questa democrazia falsificata, l'abbiamo avuta. Esatto. L'abbiamo avuta. Però, visto che i nostri ascoltatori sono molto attenti, abbiamo già una chiamata e la sentiamo subito. Pronto? Buongiorno, benvenuto sulla catapulta. Attenti a quei due. Pronto? Sì, pronto. Pronto, ciao a tutti, sono Antonella da Venezia. Parto col dire che forse anch'io, siamo troppo creduloni, pensavamo di essere una democrazia, pensavamo di poter cambiare le cose così, forse dobbiamo prendere atto che non ce la facciamo così. Io dico, i signori magistrati che decidono sul loro stipendio e sulle loro pensioni, perché quando mi sembra il governo Berlusconi aveva tagliato un po' i loro emolumenti o le loro pensioni, hanno fatto tutti i ricorsi e ovviamente li hanno vinti perché decidono loro, perché hanno detto che sono diritti acquisiti. A questo punto mi chiedo perché i lavoratori che sono rimasti danneggiati da questa storia non fanno una class action, perché se quel principio dei diritti acquisiti vale per quella gente deve valere anche per gli altri, perciò non ci sono altre strade, o quello o la strada della violenza. Noi non siamo violenti, saremmo destinati a finire male, perciò cerchiamo in tutti i modi, tra class action e sciopero fiscale, di mandare a piedi all'aria questo governo che ci sta mandando dentro i futuri dominatori dell'Italia e ci hanno venduto all'ISIS. Perciò peggio di così cos'è che dobbiamo ancora vedere? Sciopero fiscale e class action, non vedo altre strade, o se no un bel Kalashnikov noi contro di loro, non ci resta altra strada. Grazie per l'intervento, ed è vero, questa è, diciamo, la voce della base, quello che si dice la pancia, no? Quando si parla di pancia, quando si poi fanno queste cose è ovvio, è normale sentire queste chiamate. Pronto, abbiamo altre chiamate? Pronto, sono Paola. Ciao Paola. Ciao Paola. Ciao. Allora, quelli che abbiamo sentito prima sono il gatto e la volpe, e la volpe è quello che è venuto in soccorso del gatto, che ha pensato bene di mettere nell'INPS tutti quelli dell'INPS, così ha mandato l'INPS a gambe all'aria e poi l'ha fatto pagare a tutti gli altri lavoratori. È vero, questa è un'altra cosa molto vera. Gli statali, Antonella, sono d'accordo al 250% con te. E oggi purtroppo si è palesata di nuovo la dittatura che sta prendendo piede in Italia. È vero, hai ragione. Con questo dico tutto. La manifestazione a Roma, bene, ma meglio lo sciopero fiscale, tagliargli i viveri.
Sì, Ciao. ciao. Beh, sicuramente quella di oggi è una motivazione in più, Andre, per andare a Roma. Esatto, perché ricordiamo anche, come diceva prima Antonella, che parlava dei cosiddetti stipendi, che ogni membro della Corte Costituzionale prende all'incirca, adesso all'anno sono tipo 400.000 euro, adesso per sparare una cifra, e sono gli stessi che poco tempo fa avevano bocciato le proposte sui tocchi sulle pensioni d'oro, appunto. Sì. Quindi, allora, sentiamo subito, visto che abbiamo in coda parecchie chiamate, Andre, le sentiamo subito. Prego, pronto? Pronto? Sì, pronto, benvenuto su Radio Padania. Sì, Padania Libera, Pierluigi da Bergamo. Io dico solo questo, sono ormai mesi che il nostro Salvini sta pensando all'Italia e agli italiani, e a Roma, con la felpa a Roma, con tutte le altre cose. Questo è il risultato. Dobbiamo smetterla di pensare all'Italia, dobbiamo smetterla di pensare agli italiani, ma dobbiamo pensare un po' di più ai padani, ai veneti, ai lombardi. Basta, con Roma non si ottiene più nulla. E un'altra cosa, gli altri referendum che fine hanno fatto? Ne abbiamo raccolto le firme per 7 referendum. Beh, allora, sui primi referendum è stata data la priorità, visto anche il carattere sociale della riforma Fornero, è stato dato, risalto a quello. Arriveranno anche gli altri, bisognerà vedere se finirà come questo, vedremo. Allora, c'è un'altra chiamata, pronto? Pronto, ciao, sono Santo da Brignano. Ciao Santo. Ciao, ascoltami, io adesso pretenderei, voglio vedere tutti quelli che hanno firmato il referendum, perché siamo stati più di 500.000, vorrei vedere se Salvini deciderà di fare qualcosa, vorrò vedere se poi tutti sono convinti, se tutti butteranno via un po' di tempo per fare qualcosa. Questo voglio vedere, sicuramente sì, sì. Anche perché ricordiamoci che 15 persone all'interno di un palazzo hanno scelto contro il parere di oltre 500.000. Quindi qualche domanda dopo ciò che è successo oggi bisogna farsela, e forse è ora anche di fare qualcosa. Sì, Andrea, è vero, perché purtroppo qua ha proprio preso forma la dittatura, no? Noi l'abbiamo visto in diversi step, prima dei governi non eletti, poi la trasformazione e la riforma costituzionale, con prima non l'eliminazione delle province, ma lo svuotamento delle province, perché in realtà si è tolto fondamentalmente solo quello che è l'organo politico. Esattamente, sì. La rappresentazione del Senato, che in questo momento ha dei grossi problemi. Girano voci su una riforma delle regioni che devono essere inglobate, non si è capito bene cosa succedere. L'altro tasto che poi andremo a toccare, che riguarda anche lì un aspetto lavorativo importante, che è quello della trasformazione delle banche popolari. Beh, se c'era qualche dubbio, oggi è definitivamente scomparso. Il problema è che c'è chi dice ancora no. Era una canzone, però in questo caso invece non è proprio così. Allora, 2 chiamate, prego, subito, pronto? Pronto? Sì, pronto. Pronto, ciao. Sono Bruno di Padova. Ciao Bruno. Io praticamente mi allaccio alla telefonata precedente probabilmente del leghista, il militante precedente. Sì. E gli do ragione, cioè cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che facciano le riforme in questo paese qua, che accettino le proposte della Lega, ma dai ragazzi, non prendiamoci per il culo. Cioè, questi qua sanno benissimo che il paese è sull'orlo del baratro, sta crollando. Vanno ad accettare la riforma Fornero, quando hanno bisogno di rubare, ripeto, bisogno di rubare i soldi ai pensionati, ai lavoratori, alle partite IVA, alla gente che lavora, hanno bisogno di rubarli loro quei soldi lì. E noi crediamo di riuscire con la manina, o andiamo lì a discutere, a parlare, a metterci d'accordo con Roma e con Renzi. Noi dobbiamo tornare sulla nostra linea, l'indipendenza, la Padania e tutto quello che è nel programma vero, originale e naturale della Lega. Quello è, ragazzi, non abbiamo alleati noi, non esistono alleati in questo paese qua, ricordiamocelo. Padania libera e subito. Non esistevano prima, sicuramente non esistono più adesso, perché se prima c'era quella pantomima di Berlusconi contro Alfano, è evidente adesso che
per il Quirinale si siano rimessi tutti d'accordo assieme, addirittura insieme a Renzi, quindi assolutamente d'accordo. Prego, altre chiamate? Buongiorno. Sono Marisa. Ciao Marisa. Sono Marisa di Renate. Di Renate, che bello, io sono di Briosco. Ecco, mi fa piacere. Senti, io sono pienamente d'accordo di non dare più i soldi a Roma, perché dando i soldi a Roma si mantiene Mare Nostrum e i partiti sono dietro alle cooperative e hanno tutto l'interesse a mantenere questo sistema, perché si devono mantenere, dato che non ricevono più finanziamenti. Io sono stufa di questo paese, sono disgustata perché il popolo in questo paese non vale niente, conta solo per pagare le tasse. È vero. Quindi non è una democrazia, perché la democrazia vuol dire governo del popolo. Questo paese c'è la partitocrazia che comanda insieme alle banche. Quindi noi dobbiamo farci valere, dobbiamo alzare la voce, dobbiamo usare anche la nostra prepotenza, perché se no non ne verremo mai più fuori. Basta Mare Nostrum, si trovano milioni per i clandestini, non si trovano i milioni da dare ai pensionati, che è un nostro diritto. È vero. Nostro diritto, perché noi abbiamo lavorato, non chiediamo niente a nessuno, chiediamo solo il nostro. Quindi basta, mi fa schifo questo governo. Ti ringrazio per avermi fatto parlare. Grazie a te per il tempo che ci hai dedicato e sono assolutamente d'accordo. Con te questo governo fa veramente schifo, è l'ennesima prova. Un'altra chiamata, pronto? Sono Enrico di Vedano Roma, ciao. Ciao. Ascolta, a noi non ci lasciano firmare per il referendum. Sì? E loro metteranno sull'amato, poi dopo faranno una modifica e diranno: guarda come siamo stati bravi noi, abbiamo modificato questa cosa delle pensioni, ma ci voleva noi perché sennò gli altri non erano capaci. Ciao. Andre, leggiamo questo messaggio che è veramente interessante, mi è piaciuto molto perché è molto, molto originale. Purtroppo ce ne sono arrivati veramente tanti. Sì, di tutti i tipi, vabbè, lasciamo il tempo che trovano i famosi insulti, perché lasciamo perdere, dai. Oggi gli insulta, esatto. Allora, lo leggi te? Leggo io. Sì, dai, Andre. Allora, Benjamin Franklin diceva che la democrazia è due lupi e un agnello che votano cosa mangiare a colazione. La libertà è l'agnello ben armato che contesta il voto. Qua c'è un'aggiunta di meditare, perché credo che occorra meditare su questa frase. Sì, grazie Paolo da Vicenza, che è un messaggio veramente interessante. Sempre chiamate, prego, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Silvana della provincia di Torino. Ciao, sono Silvana. D'accordissimo al 100% su quello che hanno detto le due signore che mi hanno preceduta. Sono proprio una fallita. Non è possibile, non si può andare con metodi molto soft. Qui bisogna prendere proprio di punta e l'unica soluzione è proprio la rivolta fiscale. Fate il possibile, mi raccomando, grazie. Grazie a te. Beh, allora sicuramente sì, l'articolo 1 del nostro partito della Lega Nord dice: per l'indipendenza della Padania con metodi democratici. Però ogni tanto, mannaggia, un bastone bisognerebbe utilizzarlo. Allora, ci dovrebbe essere un'altra chiamata, altre due chiamate. Pronto, buongiorno. Sì, ciao, sono Stefano. Ciao Stefano. Ciao. Dunque, una delle conseguenze della legge Fornero, dalle quali non si parla mai, è che le ditte in fase di ristrutturazione possono licenziare senza giusta causa. Nell'ufficio di mia moglie a gennaio hanno licenziato 2 personaggi che tra l'altro erano tra quelli che non volevano assolutamente firmare per richiedere il referendum. Bene, sappiate tutti, sinistroidi, che avete il capio appeso. Ok? Ciao. Ciao, grazie per l'intervento. Un'altra chiamata. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, benvenuto su Radio Padania. Sono Giusy di Varese. Io telefono solo per dare un'informazione, se non l'avete già data. Questa sera, di martedì, c'è ospite Marine Le Pen. No, non è un'informazione che avevamo ancora dato. Non so se magari... L'ho letta adesso su Libero nelle trasmissioni serali. Verificheremo, ma ci possiamo anche fidare. C'è scritto di martedì ospita Marine Le Pen. Vabbè, quello lo vediamo. Verifichiamo, grazie. Prego. Allora, c'è un'altra chiamata, la riprendiamo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Alfredo, Monza Brianza. Ciao Alfredo.
A Tele Lombardia a mezzogiorno il Matteo Salvini ha ricevuto questa chiamata da Tele Lombardia in diretta, messaggio 12.7 e 12.8, il quale dice, a parte era incazzato come una bufala, che se mozzicava uno moriva, il quale ha detto, il nostro Matteo, che senz'altro ci sarà un cavillo. Il cavillo non è per caso quella famosa raccomandata che è andata persa, che non è mai arrivata a Roma? Qui c'è da preoccuparsi, quelli là, quei 12 o 11 là seduti, se applicano la legge che non c'è questa raccomandata, il referendum non si fa. Lo dicevo anche Calderoli di questa raccomandata che non si è mossa più dalle poste centrali di Milano. Ecco, informatevi un attimino, per favore, se è così è grave. Grazie mille, arrivederci. Grazie a te. Allora Andrea, facciamo una cosa, perché non sentiamo un attimino le dichiarazioni di Matteo Salvini a riguardo... dichiarazioni appena dopo la notizia sì. della Corte Costituzionale. Matteo Salvini come commenta la decisione della consulta? Con un vaffanculo che si sente in tutta Italia, perché è veramente una decisione vigliacca, vergognosa. L'ultimo spazio di democrazia che era rimasto, referendum, centinaia di migliaia di italiani che avevano firmato, è stato cancellato, un colpo di spugna. Mi vergogno del fatto che Renzi e Berlusconi in una mattinata come questa stessero a parlare di legge elettorale. Mi vergogno che qualcuno ipotizzi Amato, Presidente della Repubblica, membro di quella Corte Costituzionale che ha tolto agli italiani questo diritto. Non finisce qui perché alla guerra come alla guerra. Questi ci hanno detto non contate un cazzo, conta solo Matteo Renzi e il PD in Italia. Io non sono né Matteo Renzi né il PD e quindi non lascio soli milioni di esodati, disoccupati, mancati pensionati, cassi integrati. Non finisce qui. Certo, con oggi cambia molto in Italia. Con oggi nessuno si azzardi a ipotizzare di ragionare con la Lega se ha avallato persone che hanno preso questa decisione. Perché l'hanno bocciato secondo lei? Paura. Hanno fatto una vigliaccata perché sapevano che il 90% degli italiani avrebbe cancellato quella legge del cazzo, perché si tratta di una legge del cazzo, e quindi ci hanno pensato loro. Più facile, no? Una stanza, no, non si fa. Contate niente. Italiani, contate niente. La gente si arrabbia. Se poi la gente si arrabbia, ha ragione, noi stiamo con la gente che si arrabbia. Ecco Andrea, allora noi ci uniamo a Matteo Salvini e cosa diciamo? Vaffanculo! Ecco, perché questa è l'unica risposta che adesso si può dare a queste persone che hanno fatto questo scempio prima e adesso, perché prima l'hanno fatta e adesso la mantengono. Allora il nostro regista ci dice che ci dovrebbero essere delle chiamate, vediamo subito, anzi due chiamate e le sentiamo subito. Pronto? Sì, buongiorno, benvenuto su Radio Padania. Grazie, io ormai sono incavolato, non incazzato, ma di più. Però pensavo una cosa, se eravamo negli anni 1890, l'epoca di Garibaldi, Mazzini e tutta questa gente che non se la faceva mettere sotto il naso, ma come la mettiamo? Guardate che la gente ne ha veramente le balle piene, anche rivoluzione fiscale. Ma vi rendete conto che ci hanno massacrato? Sì. Ma ci hanno massacrato. Sì. Bisognerebbe che Mazzini si sta rivoltando nella tomba insieme a Garibaldi. Altro che il re era ladrone. Ma scherziamo? Ma io non... cioè, ragazzi, è una roba allucinante. Ma io sono contento di pagare un debito pubblico, ma se il debito pubblico è per guarire noi, per la sanità, per la scuola, ma il debito pubblico lo stiamo pagando per mantenere le loro poltrone. Ma vi rendete conto? No, il vero problema del debito pubblico, secondo me, in questo momento è che con delle mosse, tra virgolette, del taglione, cioè dove si taglia ovunque, si dice per diminuire il debito pubblico, in realtà questo debito pubblico poi alla conta non diminuisce, quindi c'è qualcosa che non va. Ci sono altre due chiamate. Pronto? Sì, pronto? Sì, pronto, benvenuto su Radio Padania. Sì, ciao. Allora, porta pazienza, ma un po' di orecchie le devo tirare anche a te. A chi? A me? A te. Sì. Adesso ti spiego perché, ma mettila un po' sul ridere anche, però. Ma sì, certo. Ok, perché quando si mandava a fanculo le persone su Radio Padania eravamo noi quando si interveniva, sì? ci dicevi di stare calmi e tranquilli. Adesso si può mandare a fanculo chi si vuole. No,
Perché quando telefonavamo eravamo incazzati e sapevamo come andavano a finire le cose. Perciò un bel vaffanculo a tutti quelli della consulta, ok, che hanno fatto una cosa del genere. E attenti veneti, vi dico una cosa, la consulta ce la metterà nel culo anche con il Veneto. Stiamo attenti, teniamo le antenne dritte, perché questi qua sono dei grandissimi figli. Ecco, allora, quello su cui stava parlando era il referendum Non l'abbiamo rimproverata stavolta. No, assolutamente. Però, a parte il fatto che io sinceramente sono sempre stato, per la verità, non mi ricordo di aver mai detto attenzione. Anzi, c'è un famoso video di quando ho mandato a quel paese un ascoltatore non proprio di religione cristiana che difendeva gli attentati di Parigi. C'è un'altra chiamata, pronto? Due chiamate. Sì, buonasera. Buonasera. Ma io penso, è un consiglio, poi fate voi, che ci sia proprio pieno la canzone di Marco Masini, se potete mandarla, vaffanculo, dedicata a tutto questo governo di merda, perché è veramente uno schifo, che andassero veramente a fare in culo, perché non c'è di altro. Beh, allora, dei concetti sì, ma purtroppo il discorso dov'è, Andre? Che quando c'è un governo non eletto che si prende il diritto di fare delle modifiche costituzionali che non vanno nell'interesse del popolo, poi questi comunque sono i risultati. Cioè, è inutile raccontare, quello della riforma Fornero è un argomento caldo per noi perché era un referendum che avevamo proposto noi, però nella generalità di tutto quello che sta accadendo, questa è la pancia dei cittadini. Anche perché ricordiamo che all'interno di questa consulta che ha privato la possibilità di abrogare una legge porcata come la legge Fornero, ci sono dei possibili candidati allo scranno di Presidente della Repubblica. Ricordiamolo perché Giuliano Amato e l'Ader. Allora, un'altra chiamata, prego, buongiorno. Buongiorno. Non dimentichiamo una cosa, che il signor Amato è il braccio destro di Bettino Craxi. Quell'altro è morto in Tunisia, trattato come un ladro. Questo qui invece vengono offerte un sacco di cariche come se ladro non fosse, no? Ah, no. Quindi, quella era un'associazione a delinquere. A parte questo, se noi continuiamo a ingrandire il debito pubblico con il signoraggio bancario della BCE, se continuiamo a regalare 80 miliardi di interessi a questi criminali delle banche, non ci sono più i soldi poi a furti vari e privilegi, non ci sono più i soldi per i pensionati, per la sanità, per la sicurezza, è fatale. Quindi il problema è veramente grosso. Ok, allora rientriamo un attimino che andiamo in pubblicità, ci risentiamo tra poco dove parleremo appunto del problema legato alle banche, perché non c'è soltanto la trasformazione delle popolari, ma anche il nuovo progetto della BCE all'acquisto di debito pubblico. Torniamo tra poco. Ci sono tanti ma uno solo è realmente nuovo. Il nuovo da Opel. Nuova corsa Premium Class Innovations con Advanced Park Assist, parcheggio da solo.
dai passi in mezzo al pra, insieme ai fiu che questa volta mi ha strepà, e nel vento mi piace vedei balà. Eccoci qua, siamo rientrati da qualche minuto di stacco pubblicitario. Ripartiamo un attimino facendovi sentire quelle che sono state le dichiarazioni di Fedriga alla Camera a mezzogiorno, quindi è un discorso molto, molto fresco. Sì. Presidente, oggi e in questi giorni la Camera sta votando una norma che uccide la democrazia. Purtroppo ci giunge notizia dalle agenzie di stampa che è stato inferto dalla Corte Costituzionale con un atto gravissimo la fine per la gente, per il popolo, per gli elettori di esprimersi su un referendum, quello sull'abrogazione della riforma Fornero, una decisione fuori da ogni precedente. La Lega ovviamente ritiene quest'atto gravissimo per la democrazia di questo Paese. State modificando la Costituzione. Questo riguarda, se mi fa finire il ragionamento, direttamente i lavori odierni. E quindi è sull'ordine dei lavori che voglio motivare. Perché qui non viviamo in un mondo parallelo, ma si sta togliendo alla gente la possibilità di votare. E spero che indipendentemente dalle posizioni politiche di ogni partito, anche di chi ha difeso e votato la riforma Fornero, ci si renda conto della gravità della situazione nel Paese. E dunque io chiedo formalmente che venga immediatamente sospesa l'Aula, perché fatti del genere, mentre si sta votando riforme costituzionali che prevedono anche il referendum abrogativo e questa facoltà per la gente viene eliminata su pressioni politiche forti sulla Corte Costituzionale, io credo abbia bisogno di una riflessione da parte dei colleghi, visto che proprio adesso stiamo votando delle riforme che riguardano la Costituzione. Ripeto, chiedo la sospensione e reputiamo questo fatto gravissimo e utilizzeremo ogni mezzo, sia da regolamento che fuori dal regolamento, per sensibilizzare l'opinione pubblica. Su fatti che reputiamo inaccettabili in un paese democratico e per un referendum previsto da Costituzione. Ogni precedente, ripeto, non andava in questa direzione. Se si è utilizzata la Corte per un atto politico, è inaccettabile. Eccoci qua. Allora, sicuramente un intervento molto interessante. Sì, molto bravo Federica. Abbiamo due chiamate, le ascoltiamo subito. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sono Francesco da Verona. Ciao Francesco. Volevo consigliare a tutti i leghisti, non lasciamoci prendere dall'ira. L'ira è la peggior consigliera che può venire all'incontro. Manteniamo i nervi saldi. Questa è la prima delle tante scaramucce che dovremo affrontare in futuro per riaffermare la nostra libertà. Fondamentale il 28 febbraio essere 500.000, 1 milione lì a Roma, lì dovremmo essere incazzati neri a urlare ladri. Ciao, salve. Ciao, grazie. Allora, cogliamo l'occasione di questo intervento per ricordare di andare a chiedere alle diverse sezioni di cui si fa parte tutte le informazioni per poter raggiungere Roma in treno o in pullman. Prendiamo l'altra chiamata e poi dopo introduciamo l'altro argomento, tra virgolette, pesante di oggi. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, ciao, Adriano da Cisate. Ciao Adriano, ciao. Ascoltami, cosa vuoi? Io mi sono incazzato anche io. Cosa vuoi che ti dica? Però un po' me lo aspettavo. Abbiamo fatto un lavoro stupendo delle firme, hanno detto non li possiamo inculare nelle firme, gli diciamo che è anticostituzionale. Ma cavoli, ma cosa aspettiamo adesso veramente a picchiare il futuro? Ancora dobbiamo andare democraticamente. Cioè, ma ci vorrebbe veramente, dovrebbero fare come hanno fatto in Francia quando sono tutti riuniti. Radadi al suolo tutti quei figli di puttana. Ciao. Allora, abbiamo in collegamento una persona, tra virgolette, speciale, Boso, dal Trentino. Adesso vi facciamo dire a lui quello che pensa. Pronto? Ciao. Ciao. Intanto saluto
saluto tutti gli amici di Radio Padania e anche i nemici che ci stanno ascoltando. Ah, ma guarda, qua stanno, no, perché non li leggiamo? Arrivano certi messaggi che... Di nemici ce ne sono che ascoltano. Guarda, noi abbiamo visto, se tu fai un po' attenzione, noti quello che sta succedendo in questo momento, no? Sì. Un presidente del Consiglio che se ne frega di tutto, continua ad andare avanti. Poi ci sono i giornalisti di sinistra che ti dicono fa questo perché è intelligente. Per conto mio è un bambino che si è venduto al padrone più forte e in questo momento c'è la dimostrazione vera, con una sentenza di oggi, che la sinistra in Italia non sa governare. La sinistra in Italia è un essere al di fuori di che può essere il buon senso del governo. Allora questi qua ti dicono noi non siamo capaci di fare niente in Italia, cerchiamo di dare all'Europa la possibilità non che ci governino, che ci comandino. E con che sistema? Ragazzi, la Russia insegna, la Russia comunista bolscevica insegna con la polizia segreta, la polizia normale e la magistratura tenevano sotto un territorio non mi ricordo di quanti milioni di persone. Sì, è vero. In questo momento le denunce che danno i leghisti, la magistratura in Italia, la Cassazione in Italia ti portano a queste condizioni. Sì. Io avevo chiesto più di una volta in Parlamento di cancellare la Corte Costituzionale, che non serve più niente. La Cassazione la metti che ti dicano se è o non è fattibile. Oggi è dimostrato che la magistratura in Italia, in qualsiasi momento, fa politica con la toga. È vero. Ma tutto magistrati di sinistra, ragazzi. È vero. Cioè, è vero. cominciamo a metterci il cuore in pace. Il cuore in pace. Cioè, o che veramente succede un 8 settembre di 7-8 mesi, che allora le situazioni e i governi, o che noi siamo soggetti a diventare servi a casa nostra fra l'Europa islamica e l'Islam in Italia. Cioè oggi si lamentano, ma se abbiamo queste situazioni islamiche in Italia è colpa della sinistra, è colpa dei magistrati. Cioè non si deve andare a cercare lontano, perché i magistrati non hanno mai applicato la legge di Bossi, le norme, non hanno mai applicato i trattati di Schengen, non hanno mai trattato in nessun momento il diritto al cittadino italiano e padano di esistere, soprattutto quello padano. In questo momento fanno la politica della sinistra europea e la politica della sinistra sull'immigrazione. Cioè la sinistra oggi in Italia e in Europa è la sinistra del grande capitale. Sì, ma guarda, su questa cosa qua, tra l'altro volevo anche fare una puntualizzazione, che non se ne parla. Sì, ma tra l'altro vorrei puntualizzare una cosa di quale non se ne parla. Teoricamente il governo, il Parlamento a maggioranza è del PPE in Europa. Il caso strano vuole che in Italia ci sia un ministro degli esteri europeo che è candidato dal PD, che è del Partito Socialista. Ragazzi, e questa è la cosa assurda. Avete mai fatto conto cosa serve? Cioè Renzi è maggioranza in Italia e minoranza in Europa. La Merkel è maggioranza in Germania e fa quello che vuole in Europa. Cioè è l'Europa o è la Germania l'Europa? Io perché allora siamo di fronte a quello che se ci dovesse succedere un fatto come quello della Francia, cosa facciamo noi? Arriviamo a subire? Perché noi veramente in questo momento dobbiamo girarci e guardarci quello che è successo. Sì, è vero. Cioè, possiamo fidarsi di un Berlusconi che è andato a fare i contratti con Renzi e Napolitano per pararsi il culo? No, assolutamente. Quando che lui con il nostro Castelli doveva fare le riforme sulla giustizia? Cioè, amici miei di Radio Padania, incominciamo a guardarsi sul muso e decidere se dobbiamo essere carne o se dobbiamo essere agnelli, No, hai ragione Enzo. Anzi, noi ti ringraziamo perché adesso andiamo avanti a sentire un po' gli ascoltatori e vedere cosa ci dicono un po'. Bene,
Anche te. Date una pacca sulle spalle di consolazione al segretario federale. Sarà fatto. Che veramente questo è l'ultimo atto di dittatura, perché in Italia abbiamo la dittatura. Assolutamente d'accordo. Grazie e buon lavoro. Altrettanto, ciao, grazie per l'intervento. Allora, prendiamo subito le schiamate degli ascoltatori. Prego, buongiorno. Sì, pronto, ciao, Aldo da Bergamo. Ciao Aldo. Ascolta, mi sono rimasto basito, oltre a essere d'accordo sull'intervento dell'ascoltatore precedente, sì. di Oso. Il discorso è che stamattina ho parlato con due ragazzi del PD, mi fa, ma però poi è giusto, poi il medico di, ma qui ragazzi non si tratta di dare ragione alla Lega o dar ragione al PD, qui si tratta del diritto del cittadino di esprimersi, è quello che c'è. Poi tu puoi essere d'accordo o non d'accordo sulla legge Fornero, ma tu il cittadino ha il diritto di esprimersi. Voi che siete di sinistra, gli altri signori che continuate per gli operai, per i sindacati, per tutto, sareste i primi a dover scendere in piazza a far casino, perché vi togliono il diritto. Esatto. È vero, come ha detto Federica, infatti qua bisogna mettere da parte il colore politico, qua non è una questione di cosa giusta o cosa non giusta, qua stiamo privando i nostri cittadini, stiamo privando del loro, appunto, della loro decisione di cambiare un qualcosa. Esattamente, quindi tra l'altro, Andre, ti ricordi, eri a Strasburgo con me quando avevamo parlato con quei ragazzi del PD, che noi stavamo andando in Parlamento europeo, e io mi ero arrabbiato perché loro avevano detto che il tessuto economico dell'Italia non era basato sulla piccola e media impresa. Quando sappiamo che oltre il 90% del tessuto produttivo italiano è fatto da piccole e medie imprese. E questi sono i giovani, questi sono i giovani, stai vecchi. C'è un'ultima chiamata, poi dopo introduciamo un altro argomento, quello sulle banche. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Filippo da Padova. Ciao Filippo. Ragazzi, io vorrei una risposta ad una domanda che spesso e volentieri mi pongo, che la pongo a me stesso. Queste cose che succedono, e ultimamente ne succedono spesso e volentieri, il fatto che noi cittadini si venga trattati come peggio dei sudditi, perché almeno un suddito ha diritto al vitto magari, o all'alloggio, noi non abbiamo diritto neanche a quello. Io la domanda che mi faccio è questa: fino a qualche anno fa, posso anche dire un numero, non so, 5-6 anni fa, sì, più o meno da quando è cominciata la crisi, io mi sono occupato di politica veramente poco, ma è negli ultimi anni in cui io comincio a sentire il bisogno di occuparmi di fare politica, perché non posso passare sopra queste cose. Io mi sento continuamente vessato, e se mi sono avvicinato alla Lega e mi continuo ad avvicinare sempre di più, perché sinceramente penso che sia l'unica che mi rappresenta politicamente, perché ultimamente questa tendenza si sta esprimendo sempre di più, e io sto sempre peggio, e non credo che ci sia nessun altro partito in grado di potermi dare una risposta a riguardo. Allora voglio dire, veramente sta succedendo qualcosa in Italia e io me ne sto rendendo conto in questa maniera qua, oppure forse un caso ho cominciato ad interessarmi io, allora prima potevo essere anche distratto, però a me non sembra. Voi cosa dite? No, ciao. Allora è vero, però purtroppo non è soltanto una cosa che aleggia nell'aria, ma anche nei fatti è più che un dato di fatto, ecco, diciamolo così, perché notizie di questi giorni, adesso ci occupiamo un attimino di un argomento magari che può risultare difficile, ma in realtà è di comprensione molto semplice, e cioè la prima parte è legata alla BCE. Adesso in questo momento la BCE cosa sta dicendo, Andre? Sta dicendo che dovrebbero andare ad acquistare dei titoli di Stato, aiutando così gli Stati. Per me è una fesseria colossale, perché se io ti presto dei soldi, io automaticamente ho del potere su di te. E insomma, già oggi abbiamo visto la BCE in questi anni che potere ha avuto decisionale sulle scelte politico-economiche. Non abbiamo bisogno di dargliene altro, ecco, è bravissimo, esatto. Quindi siamo sempre lì. L'altro invece problema è quello che abbiamo affrontato prima, cioè che stavamo affrontando prima, è che è quello legato alle popolari, alle banche popolari. Le banche popolari, come le banche di credito cooperativo, sono quasi esclusivamente un'eccellenza, chiamiamola così, del nostro territorio, perché hanno sempre servito il territorio, tant'è vero che chi si è susseguito ad alti livelli nel nostro partito ha sempre parlato non di finanza ma di banche. La differenza qual è? La differenza è che la banca si occupa della persona, del risparmiatore, e presta i soldi alle aziende, mentre invece la finanza fa speculazione. Queste nostre piccole banche si sono sempre più occupate
del cittadino che doveva risparmiare, doveva investire, doveva fare diverse operazioni, e alle imprese che magari aveva bisogno di soldi in diversi modi. Cosa si sta facendo oggi? Si sta andando a trasformare queste banche, ovviamente da chi? Sempre dal governo Renzi, sempre, che è legato a quei poteri forti che ad oggi governano non solo in Italia, ma anche in Europa. Ecco, questo è quello che sta accadendo, ricollegandoci a quello che ci stava dicendo prima il nostro ascoltatore. Sembrano discorsi complessi, ma in realtà non lo sono, perché da una parte noi abbiamo sempre avuto la fortuna che il nostro debito pubblico era in mano ai cittadini privati, non a banche. Tant'è vero che la Grecia è anche in questa condizione perché la maggior parte del debito pubblico era in mano a banche tedesche e in altra parte quelle francesi. Esatto. Domanda: perché noi dobbiamo andare a strozzarci ancora di più? No, che il mercato sia libero, anche perché magari poi dopo la Banca Centrale Europea impone anche il prezzo, quindi oltre al danno la beffa. Io non vorrei che ci fosse sotto quello, nessuno ne ha parlato. Nessuno ne ha parlato, eppure è vero. Il meccanismo è molto sottile ma facile da capire. Cioè è un altro modo ancora di più per andare a strozzare quelli che sono i cittadini di diversi paesi. E chi è che va a strozzare? Soprattutto quelli già molto vessati, quelli già massacrati del Sud Europa. Sì. Cioè, ecco, purtroppo in questo momento, e chi non la capisce e chi non la vuol capire è complice di queste persone. Federico Andrea, vi fermo un istante e sentiamo 2 minuti del senatore Gianmarco Centinaio, capogruppo Lega da Sky TG24. Perfetto. Nazista, e sappiamo di dire il peggio del peggio che la storia abbia regalato, cioè 13 bambini uccisi perché vedevano una partita di pallone. Questo è terrorismo, questo vuol dire costringere la stessa gente che vive all'interno di questo Stato, che si è venuto a determinare così, di vivere all'interno del terrore. Poi c'è il terrore portato all'interno delle nostre frontiere, quindi a frontiere superate. La posizione della Lega e il sostegno della Lega al lavoro del governo. Crediamo che si debba pedalare con un'unica pedalata o la Lega continua a fare un'opposizione costruttiva? Diciamo che in questo momento bisogna pedalare tutti nella stessa direzione. La cosa che ci domandiamo è perché non sono state fatte prima determinate prese di posizione da parte del Ministro degli Interni. Quello che ci sta proponendo in questo momento è l'ovvietà, e sono cose che noi ci domandiamo, ma perché prima non le facevate già? Cioè il fatto di avere l'elenco dei passeggeri sugli aerei doveva essere una cosa all'ordine del giorno, non doveva essere qualcosa di straordinario. Il discorso di controllare i siti internet che inneggiano al terrorismo doveva essere una cosa che veniva già fatta, e però anche qui ci domandiamo, ma come fai a incrementare e implementare questo tipo di controllo e contemporaneamente diminuisci il numero delle postazioni di polizia postale, perché quest'anno ne verranno ridotte 73 uffici di polizia postale verranno smantellati. Allora la domanda è: che ci facciamo stiamo facendo una reale lotta al terrorismo o stiamo facendo ancora le solite manfrine alla governo Renzi? Perché se stiamo facendo la lotta al terrorismo, la Lega c'è, è anche disponibile a ragionare su cose concrete e anche a perdere un pochino di libertà per poter essere più sicuri. Questo lo diciamo molto chiaramente, ma se non facciamo lotta al terrorismo e facciamo le solite affermazioni di questo governo, allora noi ci tiriamo indietro. Mi chiedo anche un'altra cosa: è vero che il proselitismo viene fatto su internet, altrettanto vero che il vostro collega nel collegamento di prima ha detto chiaramente che a Pioltello c'era una moschea dove veniva fatto proselitismo e ne hanno fatti 5 di proseliti a Pioltello, quindi non è solamente una lotta su internet, perché queste non sono degli automi, sono delle persone, le persone si trovano in determinati posti e molto spesso purtroppo questi posti sono moschee oppure luoghi di ritrovo. Solo in Lombardia ce ne sono 1785 di luoghi di ritrovo di persone di religione musulmana. Noi non diciamo che sono tutte a rischio, però diciamo andiamo a controllare determinate situazioni. Ok, allora questo era Gianmarco Centinaio, capogruppo al Senato della Lega. Una piccola lezione a Giuliano Pisapia. Bravo, esatto. Ultimamente ha questa voglia di aprire tante nuove moschee. Come ha detto Centinaio, non facciamo di tutto l'erba un fascio, però
Ci vuole controllo, ricordiamo. Però lasciamo i punti di sospensione. Allora Andre, noi siamo per oggi quasi in chiusura. Sì. Vuoi ricordare un po'? Allora, ricordiamo che si può sostenere Radio Padania Libera. Assolutamente sì. Mi raccomando, il numero del conto corrente. Sì, come tramite bollettino postale è 3767 1294, intestato a Radio Padania, piccola società cooperativa a responsabilità limitata, contributo volontario la causale. Allora Andre, noi ringraziamo tutti gli ascoltatori e ci scusiamo con tutti coloro che ci hanno mandato messaggi che purtroppo non siamo riusciti a leggere perché abbiamo ricevuto tantissime chiamate, compresa quella di Boso, al quale va un saluto. Non c'è problema, dopo di noi c'è Marco Pinti che continuerà. E un saluto ancora ad Alessandro Branduardi e ad Andrea Villa. Noi ci sentiamo, almeno io sarò qui domenica mattina con la catapulta dalle 10 alle 11 e a te Andrea speriamo di rivederti presto. A presto. Grazie. Grazie a tutti. Avete ascoltato? Attenti a quei due.